Allora, cari telespettatori, siamo arrivati al momento dell'approfondimento con lo speech CGIL, ma anche questa volta Nabilato dell'Inca ci supporta. Salve. Perché? Perché ci sono tantissime cose che bisogna sapere, è espertissima ormai e anche voi tante domande che ci avete fatto, perché per accedere ai benefici, ai bonus, alle agevolazioni, agli sgravi, eccetera, bisogna appartenere a certe categorie, bisogna adottare certe procedure, non tutte così semplici e così facili, ci sono anche dei tempi, dei termini e delle modalità che bisogna conoscere. Quindi l'Inca, ribadendo il concetto, rispondendo ad alcune domande che non hanno capito bene, tra la differenza tra l'Inca e il CAF, cosa fa l'Inca? Intanto il CAF si occupa della parte fiscale, tutto quello che è l'ambito della dichiarazione di redditi, le dichiarazioni ISEE, tutto quello che è un aspetto fiscale è di competenza del CAF. I patronati, l'Inca in quanto patronato della CGIL si occupa appunto di attività che è legata alle prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale come intermediario tra la pubblica amministrazione e il cittadino utente che appunto ha bisogno di essere aiutato, assistito, accompagnato anche in una fase così delicata come questa soprattutto. Perfetto, vediamo subito la prima slide così incominciamo a livello battente. Incominciamo. Ora noi ci troviamo a fare i conti con la fase 2, che riguarda non solo una fase nuova anche rispetto alla mobilità dei cittadini, ma anche dal punto di vista degli interventi che lo Stato ha fatto in ambito nei confronti delle famiglie ma nei confronti dei lavoratori. È stato prorogato, nella prima slide che vedete, è stato prorogato il congedo parentale straordinario, che siamo passati dai 15 giorni che erano previsti nella prima fase, nella fase 1, ai 30 giorni. È una indennità, è un congedo retribuito al 50% e viene dato a chi ha figli di età non superiore ai 12 anni. In questo caso non ci sono domande da fare, sono complessivamente 30 giornate che si possono utilizzare dal 5 marzo del 2020 al 31 luglio del 2020, perciò 30 giornate a disposizione delle famiglie attraverso questo strumento del congedo parentale straordinario. Perfetto, quindi questa è una cosa che è bene conoscere, bene sapere, non superiore a 30 giorni, va bene. L'altra slide successiva invece ci parla del bonus babysitting e servizi per l'infanzia. Sì, i servizi per l'infanzia è una novità dell'ultimo decreto di lancio, perché introduce oltre ai servizi babysitting la possibilità di poter avere un contributo economico a fronte delle spese che sostengono le famiglie. Questo bonus è, come lo era quello precedente, sostitutivo e alternativo al congedo parentale straordinario che abbiamo appena visto ed è concesso appunto nel limite massimo di 1.200 euro, sempre nel periodo che avevamo visto prima nella precedente slide, e a 2.000 euro però riguarda soltanto, per quanto riguarda il pubblico, soltanto il settore sanitario del personale occupato nell'emergenza Covid-19. Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Sì, e in realtà è anche questo comparto che riguarda tutto coloro che operano nella Polizia di Stato, nella Protezione Civile. Quindi 2.000 euro sono compresi, cioè anche la Polizia di Stato 2.000 euro? Sì, anche per loro, purché appunto sia alternativo al congedo straordinario. Okay, sì. E al fatto che non abbia la famiglia utilizzato quella forma di congedo che è prevista. Certo. In sostanza è alternativo, o utilizzi uno o utilizzi l'altro. Domanda all'INPS, attraverso l'Inca è più semplice di tutto. Esattamente, si può fare. Per i dipendenti pubblici è sufficiente che il dipendente pubblico lo richieda direttamente all'amministrazione, perché l'istanza all'INPS è soltanto per i dipendenti del settore privato. Ah, quindi va all'amministrazione della struttura per la quale dipende? Assolutamente. Cioè l'ospedale della situazione. Esattamente, per i medici. Per quanto riguarda la parte che riguarda il congedo. Per l'utilizzo del bonus invece poi il bonus lo eroga l'INPS, però il congedo va direttamente all'amministrazione. Assolutamente.
Sì. Ecco, la terza slide, così come permessi giornalieri retribuiti, legge 104. Esatto. Anche in questo caso c'è stato un raddoppio del periodo, nel senso che erano già stati contemplati nella precedente fase 12 giornate di congedo retribuito al 100%, che si andavano ad aggiungere ai 3 giorni mensili, e la norma della fase 1 prevedeva questa opportunità per i mesi di marzo ed aprile. È stato riproposto anche per maggio e giugno la stessa modalità, perciò oltre ai 3 giorni di permessi previsti dalla 104 è possibile utilizzare altre 12 giornate che, se sommate ai 3 di maggio e ai 3 di giugno, complessivamente abbiamo 18 giorni. Però diciamo i soli 12 sono distribuibili come uno meglio crede, e i 3 sono fissi per maggio e per giugno. Ok. Passiamo alla cosa successiva, proroga di 2 mesi indennità Ecco, questa NASPI. secondo me è una cosa molto molto importante, non conosciuta dalle persone, perché nella enorme contenuto di questo decreto rilancio, che praticamente c'è tutto il mondo lì dentro a questi interventi, c'è anche questa proroga di 2 mesi dell'indennità NASPI e della DIS-COLL, che è una disoccupazione per chi ha contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 2 mesi. A chi è rivolto? È rivolto alle persone che si trovavano ad avere il trattamento NASPI o DIS-COLL che veniva a terminare nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile. L'INPS farà una proroga di queste 2 mensilità. In questa fase non siamo in grado di poter dire se sarà automatica la proroga oppure sarà necessaria una domanda, perché siamo in attesa che l'INPS esca con le circolari e ci dica esattamente qual è la modalità. Quindi mancano circolari applicative. Esattamente. Sostanzialmente. Però prenderanno, da quello che dice le disposizioni di legge, prenderanno l'ultima mensilità erogata e faranno una proroga per quell'importo per altri 2 mesi. Chiaro. Slide successiva, indennità Covid per il mese di aprile, per i beneficiari del mese di marzo, i famosi 600 euro. I famosi 600 euro che erano stati erogati nel mese di marzo sono prorogati anche per il mese d'aprile. In questo caso non è necessario presentare la domanda, perché automaticamente l'INPS li sta già erogando. In questi giorni, in queste ore, noi stiamo ricevendo le telefonate, le conferme da parte delle persone che appunto avevano già beneficiato per il mese di marzo, che si stanno trovando gli accrediti sul conto corrente. Sono 600 euro per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, 500 per i lavoratori agricoli a tempo determinato, e se andiamo sulla slide successiva... Andiamo alla slide successiva, che quindi eccoli qua. Eccoli qua, abbiamo 600 euro per i liberi professionisti con partita IVA e collaboratori coordinati e continuativi, e 600 euro per i lavoratori autonomi, che sono appunto gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti. Ecco, per queste 4 categorie di persone, di lavoratori, non è necessario presentare la domanda, lo ribadisco, perché già chi ha beneficiato nel mese di marzo automaticamente si troverà il bonifico sul conto corrente anche per il mese di aprile. È importante che, se ci sono delle rettifiche da fare, soprattutto nei conti correnti, e è fondamentale appunto segnalare la modifica, perché altrimenti si può assolutamente incorrere in qualche problema. La slide, ecco, slide successiva, perfetto, una domanda che ci è stata posta da un telespettatore. Rientrava in una categoria che ha lavorato e guadagnato nel periodo in cui è stabilite questi 600 euro. Ha fatto domanda, gli sono arrivati, gli verranno chiesti indietro? Su questa cosa l'INPS non si è ancora pronunciato rispetto a ulteriori controlli e verifiche. Se ha la consapevolezza che appunto ha presentato una domanda e di fatto non c'era il diritto, non c'era il requisito, e l'INPS comunque ha erogato, sarebbe opportuno insomma che una segnalazione all'INPS venisse fatta. Assolutamente sì. 600 euro ad aprile, 1000 euro per maggio. Ecco, e qui ci introduciamo in un mondo che è praticamente il mondo di tutti quei lavoratori che erano stati esclusi dalla precedente fase 1, sempre lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ma che avevano contratti in somministrazione oppure con contratti di lavoro intermittente. Sono quei lavoratori che in sostanza vengono assunti in somministrazione da
le famose agenzie, certo. sì, meglio conosciute come agenzie interinali per capirci, esatto, che però appunto questi lavoratori venivano occupati in aziende nel settore del turismo, ma ahimè erano stati esclusi dai precedenti interventi. Con questa modifica, con il decreto rilancio, sono cifre importanti, come potete vedere, perché sono 600 euro per il mese di aprile e 1000 euro per il mese di maggio. Anche per questi siamo in attesa che venga emanata circolare e che l'INPS ci dia le procedure per poter presentare le domande. Sono, diciamo, dei contributi importanti per queste figure di queste persone appunto che si trovano in questa condizione. Ovviamente non devono essere in rapporto di lavoro ora e nemmeno titolari di un trattamento di disoccupazione, la cosiddetta NASPI, perché appunto questo è un elemento ulteriore, assolutamente ostativo per il riconoscimento. Nuova indennità Covid, diamo quella successiva, previa domanda INPS, 600 euro aprile e maggio, 500 euro aprile e maggio per i lavoratori domestici. Vediamo queste cose, queste due che erano categorie escluse, se non sbaglio. No? Sì, diciamo che i lavoratori dello spettacolo erano già inclusi nella mensilità di marzo. Non c'è l'automatismo nell'erogazione della mensilità di aprile e introducono anche il mese di maggio, perché introducono anche altre categorie dei lavoratori dello spettacolo, che sono quelli che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e con un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non rientravano nelle precedenti disposizioni. Con questo intervento, diciamo, la platea dei lavoratori dello spettacolo si amplia e ovviamente non devono anche in questo caso essere pensionati o titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Molto importante l'intervento che viene dato ai lavoratori domestici, che è subito quello successivo, di 500 euro per il mese di aprile e di maggio, e vengono dati questi contributi a quei lavoratori che hanno avuto che avevano alla data del 23 febbraio 2020 in essere un rapporto di lavoro con almeno 10 ore di lavoro settimanali. Ovviamente non devono essere pensionati e l'altro requisito che è fondamentale è non essere conviventi con il datore di lavoro. Perfetto. Questo è il mondo di molte donne che appunto si trovano anche in virtù del blocco, della impossibilità di muoversi, di poter svolgere l'attività lavorativa, che hanno avuto una riduzione delle ore lavorate, e con questo intervento si vuole veramente intervenire a sostegno di queste fasce di lavoratrici, prevalentemente donne, e che appunto si sono trovate in difficoltà in questi mesi di blocco. Passiamo a quella successiva, nuove sempre indennità Covid, previa domanda, ricordiamolo, 600 euro marzo, aprile, maggio, ci sono diverse categorie che ne traggono beneficio. Sì, sono lavoratori che anche in questo caso erano stati esclusi dal decreto Cura Italia e che in qualche modo con il decreto rilancio si vuole andare ad ampliare la fascia di lavoratori che possano beneficiare di questa indennità. Appunto è un'indennità che vale sia per il marzo che per aprile, insomma alla fine sono 6-12, sono 1.800 euro che verranno erogate. Quali sono le categorie? Le categorie sono appunto quelli di lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi, in questo caso del turismo, perciò tutto quello che è la stagionalità ma che non ha a che fare con il turismo hanno diritto ad avere appunto questi 600 euro, i lavoratori intermittenti, che sono quelli di fatto lavoratori a chiamata con almeno 30 giornate lavorative, i lavoratori autonomi privi di partita IVA e chi fa vendite a domicilio, incaricati alle vendite a domicilio che abbiano avuto nel 2019 un reddito superiore a 5.000 euro e titolari di appunto iscritti alla gestione separata. Perfetto. Qui mi pare di averli inquadrati, incaricati anche alle vendite a domicilio. Esattamente. Quindi che sono questa categoria un po' particolare che ha avuto delle grosse difficoltà perché sono rimasti bloccati. Altra indennità, capite che le cose sono tantissime, sì, proprio veramente tanto, sono ai liberi professionisti, con iscritti alla gestione, sono 1.000 euro per il mese di maggio
iscritti alla gestione separata con partita IVA, che abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito per il secondo bimestre, scusate, del 2020 rispetto a quello del 2019, e poi i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata. Per questa nuova categoria, tutte queste nuove categorie che ho appena elencato, è importante, lo dicevi anche te Elena prima, che venga presentata la domanda, perché sì, appunto, mentre magari uno pensa va in automatico, no? No, assolutamente, deve presentare la domanda e ci deve essere appunto un'istanza vera e propria nei confronti dell'INPS con tanto di appunto coordinate bancarie, perché appunto l'INPS deve sapere dove versare il contributo. L'Inca dà una mano. Assolutamente, l'Inca dà una mano, e noi siamo in questi giorni, come potete immaginare, bombardati di richieste, perché avete capito, insomma, l'attività è tanta e sono tanti le persone che possono rientrare ed avere il beneficio. Reddito di emergenza, vediamo la nostra slide. L'ultima slide, che anche questo è l'intervento importante che fa il governo proprio per intervenire nei confronti di quelle famiglie, di quei nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e che possono avere un contributo che varia da un minimo di 800 euro a un massimo di 1.600 euro per famiglia, e viene erogato in 2 tranche questo importo. La domanda deve essere fatta tassativamente entro il 30 giugno del 2020 e i requisiti sono i seguenti. È importante sapere che appunto qual è il requisito: è la residenza in Italia, avere un valore del reddito familiare per il mese di aprile inferiore al beneficio, perciò inferiore a quei importi che ho detto prima, un valore patrimoniale con riferimento al 2019 inferiore ai 10.000 euro, che poi possono essere elevati in base al nucleo familiare fino a 20.000 euro, e un ISEE inferiore ai 15.000 euro. È importante che appunto queste persone sappiano che chi si trova ad avere già un ISEE in mano inferiore ai 15.000 euro e indicativamente presume di rientrare in questa categoria, è importante che ci contatti e che noi fissiamo subito un appuntamento, perché qui c'è un termine, mentre nelle altre indennità che vi ho elencato c'è un termine che è il 30 giugno, salvo che non ci siano modifiche. Bisogna farlo prestino. Esattamente. Ultima cosa che devo aggiungere sul REM è che appunto, che reddito d'emergenza, è che se nel nucleo familiare c'è una persona che è pensionata o un lavoratore dipendente, non può appunto avere, non ha diritto al reddito di emergenza. Quindi sostanzialmente chi non lavora, insomma. Sì, chi non lavora ma che si trova in una condizione appunto, oppure chi ha un reddito da lavoro dipendente il cui reddito è inferiore al bonus spettante. Per capirci, perfetto. Se ha un reddito inferiore a 800 euro anche da lavoro dipendente può aver diritto a un reddito di emergenza. Perfetto. Slide conclusiva, consulta il sito come della sempre, CGIL. Certo, perché, sì, per esatto, avere informazioni. Perché lì ci sono tutti i contatti, ci sono i numeri di telefono, ci sono gli indirizzi email e c'è la possibilità di poter prendere un appuntamento. Ora abbiamo riaperto le nostre sedi su appuntamento, esattamente, perciò noi cerchiamo di, con tutte le misure di sicurezza giustamente che devono essere rispettate, riceviamo l'utenza con appunto in base anche all'urgenza poi del tipo di prestazione che deve essere richiesta, cerchiamo di trovare la soluzione rispetto appunto al bisogno che il singolo ha, che in questo momento sono tante le persone che si trovano ad avere bisogno della CGIL e dell'Inca, assolutamente. Anna Bilato, grazie mille. Grazie ha corso come una matta per spiegare in modo conciso tutti questi aspetti. Ricordiamo che poi la puntata la potete trovare ancora sul web, quindi ci sono tutte le slide riassuntive, ma sono veramente riassuntive. È stata anche molto brava a essere concisa negli punti, ma vanno approfonditi. Poi sappiamo che la casistica è estremamente complessa e varia, non tutto è così semplice, non tutto è automatico, per cui l'importante per accedere a questi benefici, peccato perdere anche dei soldi se se ne ha diritto e se ce n'è bisogno, accedere con gli uffici, con il supporto delle persone che se ne occupano. Grazie ancora di essere state qui con noi, grazie della collaborazione ai nostri esperti e a voi buon proseguimento. Dopo la pubblicità torniamo insieme con le nostre interviste di prima serata.